Il suono della campanella ha riportato in classe gli studenti dalla primaria alle scuole superiori. Il rientro in classe è stato segnato dai rincari che hanno riguardato anche il mondo della scuola. Per gli studenti delle superiori i costi di acquisto di libri e materiali si aggirano intorno ai 1.300 euro, una cifra che le famiglie devono sostenere e a cui si aggiungono anche i rincari del trasporto pubblico che costa in media sui 500 euro all'anno. Questa mattina all'esterno di molte scuole di tutta la regione sono comparsi striscioni con lo slogan di protesta scelto quest'anno dalla rete Studenti Medi. Tra i 1.300 euro fino, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola. Per esempio, che aumenta? Il pubblico è uno dei problemi più grandi, solo qui a Padova in Veneto è aumentato del 10-15%, si parla di abbonamenti che costano fino a 500 euro, per non parlare degli studenti che magari vivono in provincia, si trovano costretti a prendere l'abbonamento per 2 tratte. A Padova sono 38.000 gli studenti delle superiori che sono tornati in classe. In città il costo del trasporto pubblico è aumentato del 10%, i libri del 3%. E così gli studenti che si preparano alla mobilitazione il prossimo 17 novembre, insieme agli striscioni, hanno anche appeso uno scontrino gigante per mostrare le cifre dei rincari. Nei prossimi mesi appunto proveremo a fare un po' di sensibilizzazione sul tema del costo della scuola, perché nel momento in cui un diritto istituzionale non diventa garantito anche a livello economico ci aspettiamo risposte dalla politica. Dopo un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione, appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere.